Buongiorno ragazzi, ancora questo tempo che fa paura, maltempo ancora come potete vedere, quindi continua questo tempo proprio brutto proprio, quindi davvero non se ne può, tempo davvero pessimo. Da stamattina che piove e non la vuole finire. Sì, Jasmine, guarda. Sì, sì, da stamattina proprio, a parte il vento stamattina forte, poi adesso si è messo così e buonanotte. Si è messo bello dolce dolce a piovere proprio. Si è messo così e da stamattina che stiamo così. Non è che piove proprio forte adesso, però è sempre brutto. Il vento è calmato un po', qualche pezzo è volato stamattina, antenne, tutto è volato qua, bidoni di spazzatura, tutto è volato. Sì, ma penso che qua sono arrivati i pompieri in Jasmine al finale perché è caduto un pezzo di palazzo e ho trovato la polizia, i pompieri, quindi il vento stanotte ha fatto cadere, lo sa, tipo un pezzo così di muro così, guarda così, stava proprio un pezzo mancante da un palazzo. Quindi diciamo che l'ha fatta bene stanotte. I bidoni della spazzatura avevano colpito le auto e quindi giustamente i proprietari delle auto reclamavano che i bidoni sono del comune, un casino al finale. Quindi proprio sì, sì, perché giustamente i bidoni sono del comune e sono andati a finire sulle auto nuove, quindi diciamo vigili, carabinieri, polizia, non si è capito quasi nulla. Stanotte proprio il vento faceva paura. Difatti ho fatto un video prima mattina perché mi sono svegliato proprio, non ce la facevo perché qua l'ultimo piano proprio si sente uguale proprio. E mo si è messo così il tempo e sta piovendo così da stanotte. Quindi diciamo che mi sa. Stasera poi dice che è pure peggio, figurati, a sud però, perché a nord dicevano che migliorava dal pomeriggio in poi. Solo, sì, sì, migliorava a nord e rimaneva solo Salerno fino alla Calabria, quindi una previsione più che azzeccata. Vabbè ragazzi, oggi ragù, parmigiani di melenzano, carne nel pomodoro e la pasta con pomarolo, grazie, quindi diciamo classico domenica. E poi ma che mettere in tulietta, la verità, il tempo ci dice, quindi mi vado a mettere sotto a piumone, ragazzi, perché è proprio un tempo proprio brutto, proprio. Pure le nuvole, guarda, camminano. Boh. Qua stanotte è successo di tutto, è successo, sono volati bidoni di spazzatura, è crollato un tetto, diciamo, di un'abitazione, ma un casino proprio, e piove ancora. Stamattina erano piene di vigili, pompieri, ci stava proprio un casino esagerato. Si è staccato un cornicione di un palazzo, è caduto in mezzo alla strada, ha colpito un'auto, un casino proprio. E sta ancora cagliò. Ciao Alberto, oggi proprio tempo bello qua. Sì, sì. Se invece di migliorare miglioriamo ragazzi qua. Proprio. A fare freddo non fa freddo la verità. Però sta bene adesso. Si è messo con impegni a piovere proprio. Ma penso che riesce a vedere. Sì, pure qua, Orto, stamattina il vento ha fatto un macello proprio qua. Mo' si è calmato, mi pare che adesso sta ricominciando un'altra volta, la verità. Sì, sì, è strano, caldo con vento, sì, perché comunque non fa freddo, ragazzi. Se devo dire che fa freddo, no.
Boh, come ha detto mamma mia, ma non è che sta venendo il terremoto, ha detto mamma, ma. Ha detto mi preoccupa questo calore, ho detto boh, speriamo solo che lui ci manca, poi stiamo a posto. Proprio si è messo proprio con arte e mestiere oggi, eh. Mamma mia, è proprio una giornata. Stamattina quello dicevamo, grazie a verità, ho detto ma non è che sto calore e sta venendo qualche terremoto. Di solito quando fa caldo si dice che venga il terremoto. Speriamo a me, no, solo quello ci manca e poi stiamo a posto qua. Qua stiamo a 14 gradi comunque, noi stiamo 16-14, più o meno è questa la temperatura attuale. Però ieri ho letto sul meteo, ad esempio, in tutto il mondo, diciamo in tutta l'Europa, che in effetti ci sta questo caldo anomalo, dicevano loro. In effetti non fa freddo. In tutta l'Europa ci stavano, addirittura dicono che in certe parti della Germania stanno a 20-22 gradi. Quindi diciamo è un po' strano secondo loro. Quindi questo, ma sta uscendo il sole, guarda qua. Questo veramente è da uscire pazzi qua. L'avevo letto su un sito russo, sì. Sì, sì, ha detto che era troppo alta per il periodo. Stiamo a dicembre, ragazzi. A momenti qua arriviamo a gennaio, stiamo a più 20, dove dovrebbe stare più o meno a 10 gradi, diciamo. Ci stanno 7-8 gradi in più rispetto alla media, diciamo, del periodo. Non dimentichiamoci che qua a momenti è gennaio, quindi gennaio di solito fa freddo. Invece qua stiamo ancora in Calabria, ci stanno ancora a 20 gradi, 18, 19, cioè. Sì, Jasmine, sì, ma ieri ne parlavano proprio pure i meteo, dice che in tutta l'Europa, Bolzano, sai, queste località dove fa sempre freddo, dice non è così, fa caldo, dice. Spero almeno. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi, quindi oggi mi sa che ci buttiamo sotto a Piemoncino, tanto il tempo ci dice, dopo mangiare ci dice. Ciao ragazzi, buona giornata.